Si avvicina da solo, zaino in spalla, armeggia qualche secondo vicino al cestino delle immondizie e poi si allontana veloce mentre le fiamme si propagano in fretta divorando il tendone. Ecco i fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza del centro di Padova che immortalano gli attimi del primo raid incendiario ai bar cittadini. Quello che vedete è l'angolo di Piazza della Frutta dove è stato preso di mira lo storico bar degli Osei. Poco dopo le telecamere riprendono lo stesso individuo che si allontana da via Zabarella dove è stata data alle fiamme la saracinesca e i tavolini del bar centrale e la stessa sagoma scura si dirige poi verso Corso Garibaldi dove si trova il caffè Paprika, terzo locale danneggiato dai roghi. Grazie a queste immagini i poliziotti della squadra mobile hanno individuato il piromane. È un clochard di 55 anni, calabrese, che da una decina d'anni vive di espedienti qui a Padova. L'uomo potrebbe aver agito per vendetta. Si è cercato di individuare quanti fra i senza tetto erano stati interessati da interventi delle forze dell'ordine, da segnalazioni in particolare da parte dei titolari dei locali del centro, che quindi magari per questa ragione avevano potuto maturare una sorta di rancore e risentimento nei confronti degli stessi. Spesso infatti la polizia locale, chiamata dai gestori dei bar del centro, era intervenuta per allontanarlo perché bivaccava ed importunava i clienti dei locali. Il 55enne con problemi di tossicodipendenza e con precedenti per truffa e furto, forse dopo l'ennesimo allontanamento ha pensato di vendicarsi scegliendo a caso degli obiettivi. I poliziotti l'hanno bloccato in zona stazione. Il questore ha firmato un provvedimento di Daspo urbano che gli impone il divieto di tornare a frequentare il centro di Padova. Qualora venisse nuovamente pizzicato in centro, la misura si aggraverebbe portando anche all'arresto. In passato il 55enne senza fissa dimora era già stato colpito da 2 Daspo urbano, uno per la zona dell'ospedale e uno per la zona stazione.